sembra che ci stiamo irrobustendo. Abbiamo sempre maggiori elementi e secondo me anche sempre più forza, perché adesso ecco, l'elemento in più è che anche i cittadini secondo me si stanno rendendo conto e c'è un buon ritorno. Sulla richiesta di dimissioni del sindaco Luigi Brugnaro c'è l'unanimità, ma per raggiungere un accordo che proponga un cambio di governo a Venezia, come recitava il titolo dell'assemblea pubblica delle forze di opposizione in Sala San Leonardo, occorre un cammino più lungo, in grado di raccogliere attorno ad un programma il fronte più ampio possibile. L'incontro di Cannareggio, dove accanto ai partiti si sono espressi anche diversi comitati e associazioni cittadine, è stato un primo passo in questo senso. Noi abbiamo sempre avuto disponibilità al dialogo con tutti. Ovviamente non possiamo dimenticare che siamo stati già nel 2010, 2015 e 2020 candidati in alternativa alle varie amministrazioni che si sono susseguite. L'inchiesta che ha travolto il comune ha dato nuova linfa al centro-sinistra veneziano. Se le indagini della procura chiariranno i fatti contestati dal punto di vista legale, quello che va in scena qui è un processo politico da risolvere in sede elettorale. Questa amministrazione non ha più credibilità, non solo per le vicende gravissime giudiziarie, ma anche per tutto quello che è successo in questi anni. È stata distrutta la città di Venezia e di Mestre, sia con gli interventi dal punto di vista urbanistico, di istruzione dell'ambiente, ma anche pensiamo ai servizi. Solamente in questi giorni vediamo il tracollo dei trasporti. Se avessimo portato qua molte risorse dal PNRR invece di utilizzarle, di chiederle e di perderle quindi per il palasport e lo stadio, avremmo potuto investire creando lavoro. L'opposizione alle politiche degli ultimi anni può contribuire alla formazione di un controprogramma da proporre alla città, ma una volta terminato questo percorso bisognerà anche trovare un candidato a Cafarsetti e qui le liste civiche hanno le idee chiare. Sicuramente le primarie sono lo strumento migliore per coinvolgere la cittadinanza e dare una legittimazione dal basso alla futura candidata o candidato sindaco. Noi siamo per le primarie, lo diciamo da tanto tempo, le primarie sono lo strumento democratico per riunire tante forze assieme, tante forze forti con un unico candidato che esce dalle primarie.